Anche a voi. Allora, prendiamo la linea da Corno di Rosazzo, dove si è conclusa da pochi minuti l'edizione 2022 della Fiera dei Vini. Siamo in attesa di sapere dove è sparito il presidente, che era fino a pochi minuti fa qua, ma è completamente eclissato. Noi continuiamo il giro attraverso la manifestazione, ripetiamo che si è appena conclusa pochi istanti fa con l'elezione della nuova Miss per quanto riguarda il Plan di Cuore Miss Mondo. Cerchiamo anche di capire un po' la situazione. Adesso andiamo a vedere vicino ai chioschi. Ripetiamo, siamo in attesa del presidente che ci aveva dato appuntamento, ma si è completamente dileguato. Dunque andiamo in presa diretta su quello che sta accadendo proprio negli ultimi istanti della Fiera dei Vini di Corno di Rosazzo. Tanto si sta scatenando un violento temporale, quello che non è, potete sentire anche dal rumore, non è nessuna. Allora, innanzitutto, proprio perché siamo in diretta, salutiamo gli amici calabresi sempre presenti. Carissimo Omar, come va? È un po' che non ci vediamo. Si stava proprio discutendo che bisogna riprendere anche noi la nostra tradizione calabrese. Quindi, sì, ci vuole. Siamo con gli amici, siamo con la cuoca specialista famosa ormai per i piatti che riesce a fare, unici. Sì, quest'anno quando ci sarà la festa? Ma diciamo che così quest'anno abbiamo preso una decisione per ovvi motivi che adesso qui è lunga a diciamo spiegare, e avevamo anche paura che poi all'ultimo momento, perché noi per poter fare la festa dobbiamo iniziare almeno in gennaio, e quindi avevamo paura poi magari che venisse fuori qualche decreto particolare. Allora abbiamo detto quest'anno saltiamo e ci organizzeremo meglio per l'anno che viene, sperando che le cose vadano bene, perché purtroppo abbiamo un momento brutto anche in Italia. Stasera sono contento che c'è la pioggia, almeno abbiamo evitato la siccità in qualche percentuale, diciamo. Senti, ci sentiamo alla prossima festa dei Calabresi. Sei sempre squisito, grazie, alla prossima. Approfittiamo della presidente del Corno Calcio, giusto perché dobbiamo riempire, in attesa di sapere dove è finito il presidente del comitato, poi sentiamo anche tuo marito. Allora Silvia, innanzitutto complimenti, perché quest'anno avete veramente fatto un bel campionato per quanto riguarda il Corno Calcio seconda categoria. Io ti ringrazio per i complimenti. Effettivamente anche per noi è una grande. Siamo stati sorpresi anche noi per il successo che abbiamo avuto, e quindi poi il lavoro paga, e quindi va bene così. Certamente, stiamo lavorando, ci stiamo già lavorando in collaborazione con la Cormonese. E dopo andiamo a sentire anche gli altri due presidenti. Certo, guarda, siamo tutti riuniti, siamo qua vicini, poi già ci do la parola. Allora ci spostiamo in attesa sempre di sapere dove è finito Ariedo Gigante. Salutiamo il presidente che è patron del Corno Calcio. Buonasera a tutti. Allora, presidente, cosa dobbiamo aggiungere? Bella serata, la Virtus era presente comunque direttamente o indirettamente a questo evento. Era presente, cosa dobbiamo dire? Serata fantastica, 5 giorni di festa a Corno, spettacolare. Oggi la pioggia ci ha creato un po' di problemi, ma relativi, ha rinfrescato. Cosa vuoi sapere di più? Del Corno Calcio, della Virtus Corno, della Cormonese? Possiamo dire un'annata eccezionale. Allora, un'annata eccezionale, Virtus Corno salve in eccellenza, Corno Calcio la sorpresa, Cormonese in promozione. Abbiamo fatto bingo. Rimane adesso il torneo di Risano, che speriamo che il Corno Calcio faccia la sua parte. Ci spostiamo un attimo perché la signora deve uscire.
Allora, il bello della diretta è anche questa, perché abbiamo fatto una specie di posto di blocco, mentre stava adesso per poter andare vicino a Scozzai, allora giusto facciamo passare gli altri, perché abbiamo fatto veramente un posto di blocco. Ecco, chiaramente da bravo carabiniere in congedo non ho perso il vizio. Presidente, allora Cormonese eccezionale anche quest'anno. Sì, quest'anno diciamo che tra Corno e Cormons è andato tutto bene. Diciamo che ci prendiamo qualche merito con la famiglia Libri, perché siamo tra i primi a aver creduto e aver... Senti, senza tanti giri di parole, perché molti miei colleghi raccontano ma non sanno e non conoscono il territorio. Siete riusciti a fare qualcosa di eccezionale di qua e di là dal club. Esatto, e quindi tu sai molto bene quali difficoltà intrinseche ci sono in far andare d'accordo due comunità divise da un fiume. Divise è una parola brutta, però è così di fatto. Però io e Tonino e Silvia siamo riusciti a trasmettere quella positività che è essenziale per portare avanti un progetto che per noi è assolutamente fondamentale e importante. Si sperimenta per portare a casa risultati, no? Sì, il nostro risultato non è il mero risultato, il nostro risultato è dare ai ragazzi dei nostri settori giovanili l'opportunità di cimentarsi in campionati che siano adeguati al loro livello di maturità. Quindi noi abbiamo 3 prime squadre, una squadra juniores che sono il vanto. Io credo che in regione non ci sia un qualcosa di simile. Quindi noi ci prendiamo questo merito a piene mani. Ecco. Complimenti e continuate così. Avanti tutta e non molliamo niente. Lei davanti non ce l'ha di solo. Esatto, avanti tutta sempre, testa bassa e pedalare. Complimenti ancora, grazie agli amici della Virtus Corno, del Corno Calcio e della Cormonese, che quest'anno, ripetiamo, hanno fatto veramente un risultato eccezionale. Siamo sempre in rigorosa diretta da Corno di Rosazzo, nella speranza che il presidente del comitato festeggiamenti Ariedo Gigante ci raggiunga, proprio perché eravamo d'accordo di fare questa diretta, ma è sparito, si è eclissato. D'altronde è anche capibile la cosa. Andiamo a sentire un po' la situazione nelle casse. Le casse quest'anno sono andate meravigliosamente bene. Avete fatto risultati? Assolutamente sì, abbiamo anche recuperato parzialmente gli anni perduti. I conti tornano? Torna tutto. 1 più 1? 2. No, che di più, dai. Ma quest'anno fa 3. Complimenti agli amici della cassa, e se la cassa torna siamo già bene. Allora andiamo a vedere da qualche altra parte, ci spostiamo, sta diluviando sotto l'acqua. Allora vediamo dove cavolo è finito il presidente. Io posso dire cavolo perché sono il direttore della testata giornalistica, solo per quello, perché eccolo qua, presidente. Allora, in conclusione sta finendo un attimo un piccolo colloquio e poi andiamo a sentire come è andata. È stata sicuramente un'annata interessante per quanto riguarda la Fiera dei Vini 2022 qui a Corno di Rosazzo. Vediamo se si avvicina. Adesso i due giganti stanno parlando, stanno discutendo su chi ha vinto il premio, perché l'ha vinto non si sa, no? Allora, tanto complimenti dell'importante trofeo di quest'anno. Sì, beh, diciamo sembra quasi scontato. No, diciamo che è sempre bello vincere, in qualunque caso, cioè credo indifferente dove ti trovi, ma quando valorizzano il lavoro che si fa durante l'anno in campagna, dappertutto, è una cosa sempre molto interessante, sia dal punto di vista personale, ma anche dal punto di vista del mercato, perché la gente è contenta di queste cose. Senti, approfittiamo della tua presenza, la pioggia è arrivata, ma di certo non sarà questa che darà la spinta in più. Diciamo che l'importante è che ci sia un cambio, no? E se comincia a rinfrescare così, potrebbe essere poi che dietro questa arrivano altre piogge, perché chiaramente non è che 10, 15, 20 mm risolvono la questione, ma il fatto che si rompa il tempo può diventare interessante. Sarà un'annata particolare questa. Ma per adesso è molto bene da un punto di vista, perché non ci sono malattie, pochissimi trattamenti, per cui da un punto di vista quello che manca in questo momento è solo un
po' di acqua, che poi sulle viti vecchie incide un po' meno perché hanno un apparato radicale importante, su quelle un po' più giovani hanno bisogno di più acqua. Grazie all'amico Gigante. Adesso andiamo a sentire il presidente della Fiera dei Vini di Corno di Rosazzo per fare un po' un bilancio di questa edizione 2022. Ariedo, è stata una scommessa, ma una scommessa che è andata oltre le aspettative, permettimi di sottolineare questo. Ma una scommessa secondo me vincente, perché dopo 2 anni di Covid, dopo 2 anni che la fiera non è stata presente in questo comune, siamo ripresi veramente i 2 anni persi. Veramente bene, e posso dire una cosa, quest'anno 2 regali, la festa è andata benissima, ma soprattutto per noi produttori piove. È una pioggia proprio che ci aiuta ad andare avanti ancora per non per qualche mese, con qualche giorno con le attività produttive. Cosa dobbiamo aggiungere ancora? Niente, ci troviamo il prossimo anno, non sappiamo se in maggio o in giugno, ma sicuramente la Fiera dei Vini sarà sempre presente qui a Corno. Complimenti e auguri come sempre. Grazie. E non è semplice. Lo so, ma devo dire una cosa, devo dire grazie a tutta la gente che collabora in questi giorni, a tutti i produttori presenti con i loro stand che propongono i loro prodotti in piazza, ma soprattutto un grande grazie a tutto il volontariato, a tutte le associazioni e a tutte le persone che lavorano qui con noi. E con le parole del presidente della Fiera dei Vini di Corno di Rosazzo chiudiamo qui questa telecronaca diretta. Vi ringraziamo ancora per chi ci sta guardando, sono le 00:15 in diretta, o anche coloro che guarderanno in differita questa sintesi da Corno di Rosazzo. Gentili signore e signori, la più cordiale buonanotte e, come si dice in questi casi, alla prossima. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.